rispetterà più. Sì, è vero, e sono uno stupido, ma non buttate i genitori. Fuori fa freddo, signore, si congelano le ossa. Ho paura di andare fuori. No, no, fatemi restare. Sono in prigione. Questo è il bisogno. Non posso parlare, non posso cantare, non posso ridere né piangere. Se lo faccio, lo devo fare qui dentro. Non posso andare da nessuna parte. E se lo faccio, lo devo fare con la mia fantasia. Ma quando fantastico, sono sempre in prigione. In questa prigione. Un giovane compiuti 18 anni si recò da un vecchio che lo prese al suo servizio. Soltanto un compito ti affido. Tu devi portarmi salva e sa salute. Eccoti un somaro da bisacce e da zucchero. Qualunque difficoltà tu incontri, non aver paura. Fatti il segno della croce e va avanti. Dovrai fare molta strada prima di giungere nei pressi di un posto dove ci sarà una donna che ti attende. Il giovane partì e dopo alcuni giorni si trovò davanti a una sorgente di acqua limpida. Si dissetò e decise di riempire le zucche e di rientrare a casa. Una settimana dopo si presentò dal padrone e gli consegnò le zucche piene d'acqua. Il vecchio lo interrogò con opportune domande e si fece raccontare tutto quello che aveva visto durante il suo viaggio. E dalle risposte del giovane capì che quella non era Saba e Sasanube e lo rimandò indietro. Questa volta il giovane davvero dovette avviarsi nel luogo indicato. Ma sono in prigione. Come sempre in prigione. E queste mura le hanno costruite gli altri o le ho costruite io? Ma io le vedo, le sento, le tocco. Niente. Niente. Allora posso uscire. E allora tu che cosa sei?
sei? Io non ti conosco. Certo che ho mangiato. Vai via! Via, via! Vai via! Via, via! Vai via! Via, via! Via! Vai via! Una fanciulla amava molto danzare. Si muoveva continuamente ovunque si trovasse, presso gli amici, i parenti, presso le feste campestre, ai matrimoni. E quando non trovava compagnia, danzava persino da sola. Si muoveva con leggerezza e leggerina, ma un giorno gli dei vollero punire questo suo difetto e trasformarono la fanciulla in una pietra. Ma anche pietrificata, la fanciulla continuava a danzare. Infatti, basta una leggera spinta e la pietra oscilla ancora. Proprio come se danzasse. Quella pietra fu chiamata Saavedra ballerina. Basta! Non ce la faccio più! Perché sono tornato in questo posto? Stavo impazzendo! Mi scoppia la testa! Devo fuggire! Sì! Devo fuggire! È andato via! Ma chi era? Non l'avevo mai visto prima. La fame! Quante volte ti ho detto? Devi andare da sola al fiume, quante volte ti ho detto? E tu ancora lì a piangere. Ancora lì a piangere. Basta! Non ti voglio più sentire piangere! Smetti di piangere, basta! Basta. Ma lasciate che continui a raccontarvi la storia del giovane servitore. Dopo alcuni giorni di marcia, si trovò davanti a un fiume di acqua torbida. Impaurito e titubante, si fece coraggio, sospinse il somaro e lo attraversò. Continuando la sua marcia, si trovò davanti a un fiume di acqua cristallina. Passò a guarda anche quello e andò. Attraversò alcuni monti, prima di giungere in una valle, in fondo alla quale scorreva un fiume di latte sporco. Impaurito e disgustato il giovane cercò di cambiare strada, ma dopo qualche esitazione si decise ad attraversare. Erano ormai molte settimane che era in viaggio e si trovò davanti a un fiume di latte pulito. Lo attraversò e continuò il suo cammino e ne incontrò un altro, dove scorreva della merda. Il giovane provò un gran senso di paura, ma riuscì a vincerlo, trovò il somaro e vi si immerse. La bestia a stento procedeva e il giovane temeva di essere travolto. E fra mille pericoli e difficoltà riuscì infine a raggiungere l'altra sponda. Attraversò boschi e valli prima di giungere in vista di un altro fiume. Questo pullulava di rane e di reti. Il giovane non aveva visto, ma si fece il segno della croce e provò a immergersi in quel pantano. Il terreno era viscido e scivoloso e quando giunse sull'altra sponda pensò che nessun altro ostacolo fosse così insormontabile e proseguì il suo cammino. E ne incontrò un altro, dove scorreva del sangue, e vide che nella parte superiore due uomini si accoltellavano. Ma memore delle raccomandazioni del vecchio, si fece un gran segno di croce e riuscì a superarlo. Il suo viaggio durò ancora qualche giorno e infine giunse nei pressi di un posto davanti al quale stava una donna.
donna andò via in silenzio. E quando la fanciulla tornò a casa, la madre le chiese: c'era qualcuno con te al fiume? Certo che c'era qualcuno. E fece il nome di una donna che abitava dall'altra parte del paese. Ma come? Esclamò la madre. Sei morta di parto il giorno di Santa Anastasia. Eppure, lavava con me al fiume. Una notte un uomo rientrava dalla campagna. Era molto preoccupato perché sua moglie doveva partorire. Mentre attraversava la sponda di un torrente, vide l'ombra di una donna che lavava i panni e alcuni schizzi di arrivarono sul viso. L'uomo si asciugò il viso bagnato con la mano ed esclamò: non è te lo venne a giocare? Giudicando in sese, che era che si veone, sapeva la mia broma. L'uomo ritornò a casa e trovò sua moglie con i dolori del parto. E dopo qualche ora morì sua moglie e il suo bambino. La vendetta della pala si era velata perché l'uomo aveva interrotto la sua penitenza. Abitavano nella stessa casa. Uno dei due si accorse che il compagno di nome Antonio ogni notte verso la mezzanotte era solito alzarsi e uscire di casa. Rientrava solo verso le 4 del mattino e il compagno non sapeva spiegarsi quelle strane sortite notturne. Così provò a seguire, ma senza nessun risultato. Gli fece delle domande, ma non ottenne nessuna risposta. Fino a quando un giorno lo stesso Antonio si decise a parlare e raccontò al compagno il suo triste segreto. Un giorno, mentre giocava con dei compagni, a causa dell'ira che spesso lo accecava, ne uccise uno che lo aveva insultato e minacciò gli altri che avrebbero fatto la stessa fine se avessero rivelato quel delitto. I compagni di Antonio ebbero paura e tacquero, così lui non venne mai raggiunto dalla giustizia umana. Ma una notte, qualche giorno dopo quel delitto, sentì bussare alla sua porta. Andò a rispondere e chiese: chi è? Una voce spaventosa gli rispose: il re! Allora, tremante come una canna al vento, andò a prepararsi, pronto a consegnarsi nelle mani della giustizia umana. Ma
caterva di diavoli, campeggiati da uno più grosso degli altri, che aveva sulla fronte 2 enormi corna, che subito lo circondò. Antonio venne preso a un tremito interno, un grande dolore lo prevase per tutto il corpo, mentre vedeva le sue mani che si trasformavano in zampe di bue e sentiva sulla fronte spuntargli 2 enormi corna. Non le dito mentre guardava il suo corpo che diventava sempre più peloso, il fornito di una lunga coda. La compagnia lo portò in giro per le vie buie e deserte del paese e in ogni luogo dove il capo si fermava. Lui doveva fuggire 3 volte mentre la compagnia suonava di colui che doveva morire. Alle 4 del mattino i diavoli lo abbandonarono per la strada e Antonio riprese forma umana. Subito il compagno gli chiese che cosa si poteva fare per liberarlo da quella narrazione e lui gli rispose che solo un uomo molto forte e coraggioso poteva liberarlo dalla condanna, tagliandogli le corna. Ma era quasi impossibile trovare un uomo che lo affrontasse in quelle condizioni. Così l'amico soffrì di aiutarlo e Antonio gli rispose: ebbene, se proprio ne hai il coraggio, aspettami a luna in un luogo in cui io passerò di sicuro. E metterò alcuni muggiti spaventosi, ma tu non aver paura. Impugni una robusta scure e colpisci le mie corna con tutte le tue forze. Se riuscirai nell'impresa, ti vedrai di diventare uomo. Quella notte stessa il giovane si appostò. A un certo punto sentì in lontananza urlare di tamburi. Ho suonato il trombe! Era il segnale che l'infernale compagnia stava ritornando. Ecco apparire un enorme toro, alto quanto una casa o un piano, le cui corna sembravano 2 forche. Passando vicino al giovane, il toro emise 2 muggiti spaventosi. Ma il giovane non ebbe paura, sollevò la scura in alto e colpì le corna dell'ertitù con tutte le sue forze. Queste cadde da terra e Antonio, ormai libero dal castigo, andò ad abbracciare l'amico con riconoscenza. Una grande carestia. I contadini, poiché da tanto non pioveva, non trovavano più niente da mangiare. I pastori se la cavavano un po' meglio, poiché ogni tanto ammazzavano una pecora per nutrirsi. I bambini morivano come mostri. Le pecore
Lui, che aveva di sposarsi, era Donna Maria Meriola. Il suo vile era su un altopiano e un po' d'erba ancora lì si trovava. Le sue pecore, custodite da un ragazzo che faceva il servo pastore, erano così numerose che un po' di latte ancora lo davano. E perché il ragazzo non ne bevesse più di quanto fosse necessario per la sua sopravvivenza, Donna Maria Meriola si recava tutti i giorni al vivo e prima di ripartire caricava sul suo mano una bisaccia con dentro 2 recipienti, uno pieno di latte da vendere nel paese e l'altro vuoto. Le madri si aggregavano sulla soglia della sua porta in attesa, poiché il latte era l'unico alimento del quale speravano di salvare i loro bambini. E Donna Maria Meriola lo barattava a caro prezzo. Il ragazzo si domandava come mai Donna Maria Meriola si recasse tutti i giorni all'ovile con 2 recipienti, quando il latte che portava in paese poteva essere contenuto in uno solo di essi. E poiché questo accadeva ogni giorno, il ragazzo si insospettì e decise di seguire la sua padrona. E si accorse che la donna, invece di proseguire per il sentiero che portava dritto al paese, si recava ad una pozza d'acqua molto profonda, e lì la vide dividere il latte in 2 recipienti, poi prendere l'acqua dal pozzo e versarlo nei recipienti fino a farli diventare colli. Finita l'operazione, la donna ricammina. Il ragazzo, senza farsi notare, ritornò all'ovile. Fin da piccolo aveva sempre saputo che la peggior colpa di cui un uomo si può macchiare è la mistura del latte con l'acqua. Tutto si può perdonare a un buon cristiano, anche un delitto commesso in un momento di furore, ma nulla può scusare la mistura del latte con l'acqua, unico alimento di salvezza per il neonato. E fu così che l'indomani, quando Donna Maria Meriola si recò alla pozza per allungare il latte con l'acqua, si accorse di essere circondata da una decina di pastori. Invano tentò di scappare, ma 10 mani la afferrarono, la legarono saldamente e la gettarono nel pozzo. Se tu passi da quelle parti, puoi ancora vedere il suo fantasma. Lei sta lì accovacciata vicino alla pozza, con in mano 2 recipienti. Misura l'acqua giorno e notte. E se le domandi perché lo fa, lei ti racconta la sua storia.
andarono per riposarsi, l'uomo si avvicinò alla moglie e senza che questa se ne accorgesse, estrasse la leva e le tagliò un lembo dello scialle. Voglio vedere se è viva o morta, pensò. Se è viva, se ne accorge di sicuro. Quando l'uomo tornò a casa, la moglie era letto addormentata. Lui si convinse che tutte le persone che aveva visto l'altare quella notte erano morte. E la mattina successiva chiese alla moglie: dove hai messo lo scialle? E lei gli rispose: è nel cassetto. Sai, è tanto tempo che non lo vedo, non ricordo neanche più il ricamo. Aspetta che te lo mostro. E allora la moglie aprì il cassetto, prese lo scialle, lo mise sul letto e poi esclamò, con meraviglia di indignazione: ma questo scialle è tagliato! Ma chi l'ha tagliato? Io non l'ho tagliato! L'ho indossato pochi giorni fa ed era perfettamente intero! Allora di lì a poco la donna sarebbe morta, perché senza saperlo con i morti! Maledetta, non riuscirai a scapparmi un'altra volta. Sarai mia e per sempre. In questa terra chi è
subile si fosse presentata, gliel'avrebbe scaricato addosso, senza esitazione. Così una notte sentì un fruscio. Si guardò intorno e vide un gatto nero. Prese il coltello e glielo lanciò addosso con tutte le sue forze. Lo colpì alla zampa inferiore. Il gatto scappò via, ma sul pavimento rimasero 2 dita. Due dita umane, mozzate di nero. La donna non raccapricciò delle cose e le gettò nel fuoco che ardeva nel camino. Poi attese l'arrivo della madre per raccontare tutto quello che era avvenuto. Ma la madre non arrivò. Allora fu lei ad andarla a trovare e a vide accovacciata vicino al fiorino con una mano fasciata addolorata. Madre mia, gli è successo qualcosa? Avete bisogno d'aiuto? Chiese la figlia con trepidazione. E la madre rispose: tu sai quel che mi hai fatto l'altra notte? La donna trasalì. La madre era subile. Ma non avere paura, continuò la madre. Tu, tagliandomi 2 dita della mano, mi hai liberato dalla condanna. D'ora in avanti i tuoi bambini vivranno. Viveva una signora molto povera e sola, che ogni giorno andava a rubare nell'orto di una famiglia. Un giorno la padrona di casa, sospettando la donna povera, decise, invitandola a pranzo, di mettere alla prova la sua onestà. La donna, per niente stupita da quell'invito così improvviso, ma non risparmiare niente di tutto ciò che le veniva offerto, mangiò la sazietà. La padrona di casa, indispettita da tanta sfacciataggine, guardò il tavolo del pane che aveva appena finito di preparare e disse: ecco, questo è il nostro modo per perdonare. L'ospite rimase un po' sorpreso, ma non diede molto peso a quelle parole. Afferrò il pane con avarizia e fece per spezzarlo.
diventò pietra, tra le mani della donna alta che sbiancò. Allora per la famiglia fu chiaro. Ti rubavano l'oro, mentre per la donna fu la scoperta di quanto grave fosse rubare, soprattutto il cibo al prossimo. Da quanto tempo ti attendevo, disse la donna. Poi prese le zucche del ragazzo e le riempì d'acqua. E gli raccomandò di fare per il ritorno una strada diversa da quella che aveva fatto all'andata. E il ragazzo così fece e arrivò dal vecchio e gli domandò come mai quella donna lo attendesse da così tanto tempo. E il vecchio rispose: perché tu non solo hai portato l'acqua della salute, ma anche l'acqua della gloria. Due giovani si arrampicavano sopra un monte insieme al padre. Il vecchio a stento procedeva e i due giovani lo incitavano perché andasse più veloce. Lungo il sentiero vennero incontro un uomo che dall'aspetto pareva un forestiero. Dove siete diretti? Domandò loro. I due giovani si guardarono stupiti, perché nessuno della contrada avrebbe mai fatto una simile domanda. Infatti, tutti sapevano che i vecchi, giunti a una certa età, venivano portati sopra un monte per essere precipitati in un naufragio. Si vede proprio che vieni da lontano, disse il figlio maggiore, dopo averlo osservato con curiosità. Portiamo nostro padre a liberarlo dal peso dei suoi anni. Vedo che il vecchio è molto stanco. Fatelo riposare un po'. E i due giovani fecero sedere il padre sopra una pietra. Lo straniero si mise a chiacchierare con i tre. Quasi li conoscesse da tanto tempo. Da dove vieni? Gli domandarono i due giovani. Da un paese molto lontano. Da noi vecchi muoiono di morte naturale quando i loro giorni sono compiuti. Ma noi abbiamo sempre fatto così. I figli hanno sempre portato i padri a morire prima che la vecchiaia li riduca alla mercé di tutti. Avete pensato che un giorno i vostri figli serveranno anche a voi lo stesso trattamento? Sì, lo sappiamo, risposero i due giovani, ma è la consuetudine. E se le cose cambiassero? Se lasciaste morire i vecchi di morte naturale? I due giovani si guardavano perplessi, perché nessuno aveva mai parlato in quella maniera. Quello che fanno i miei figli è giusto. Anch'io ho fatto la stessa cosa con mio padre, e un giorno i miei nipoti faranno altrettanto con i miei figli. E se le cose cambiassero, se portaste il vostro padre in paese, non succederebbe nulla di male. Verrà la morte a voi, quando i suoi giorni saranno compiuti. I tre si guardarono turbanti e dopo essersi consultati chiesero allo straniero di rientrare insieme a loro al villaggio e di parlare allo stesso modo agli abitanti. Da quel giorno i vecchi furono lasciati morire di morte naturale.
e quindi il latte dell'egoismo e della malizia. Ho attraversato un fiume di latte pulito. E il latte pulito è quello dato di buon cuore, e quindi il latte della generosità. Ho attraversato un fiume di merda. Sono una cattiveria e inimicizia che c'è tra gli uomini. Ho attraversato un fiume di rane e di rettili. Sono l'ambiguità, il tradimento che alberga nei cuori umani. Ho attraversato un fiume di sangue. Sono l'odio e la violenza che c'è in questo mondo, concluse il vecchio. Ah,